Crack Copca, il PM Elisa Caligaris ha chiesto 30 anni e 7 mesi complessivi di reclusione per 13 imputati, l'assoluzione per altri 2, le domande di risarcimento delle parti civili superano il €1.000.000. Attesa in serata la decisione del CTS sul superamento dell'obbligo delle mascherine all'aperto, il Presidente Federica aspettiamo fiduciosi, poi sulla seconda dose di AstraZeneca, danni enormi della comunicazione. 2 militari dell'11° Reggimento Bersaglieri di Stanza Zoppola sono stati colpiti da un estintore che si è attivato forse per il caldo mentre lavoravano in officina. Uno ferito alla gamba è stato portato in elicottero in ospedale. Saranno 16 a fine 2021 i laboratori Università e Imprese sediati in Uniub Lab Village, il polo di ricerca avanzata che vede fianco a fianco mondo accademico e imprese. 900 le persone questa mattina all'alba hanno assistito al concerto del solstizio d'estate al Faro Rosso di Lignano, risuonare in spiaggia le celebre noti di Vivaldi. Buonasera, ben ritrovati, un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Crack Copca, il PM Elisa Caligaris ha chiesto 30 anni e 7 mesi complessivi di reclusione per 13 imputati e l'assoluzione per altri 2. Le domande di risarcimento delle parti civili superano il €1.000.000. Pene da 4 mesi a 4 anni e 9 mesi, in tutto 30 anni e 7 mesi, per 13 imputati e assoluzione per altri 2. Sono le richieste di condanna da parte del PM Elisa Caligaris all'indirizzo del Tribunale Collegiale di Udine presieduto da Paolo Milocco in merito al crack della Copca, la cooperativa di consumo carnica dichiarata fallita nel 2016. A ciò si aggiungono le richieste di risarcimento dalle parti civili a partire dal €1.000.000 domandato dall'avvocato Andrea Mondini, rappresentante del liquidatore giudiziale, dalla provvisionale di €50.000 chiesta dal legale della Banca d'Italia e dal risarcimento del 30% del capitale versato richiesto dall'avvocato Daniele Liani, rappresentante di 238 azionisti. Entrando nel dettaglio, la pena maggiore, pari a 4 anni e 9 mesi, è stata chiesta per l'allora presidente del CDA di Copca, Giacomo Curtiula. La reclusione a 4 anni e 6 mesi è stata domandata per il presidente del collegio sindacale Giancarlo Verritti, il sindaco Fosca Petris e il direttore generale Mauro Veritti, e la reclusione a 4 anni e 3 mesi per il presidente del CDA Ermanno Collinassi e per il sindaco Daniele Dellizzotti. Chiesti inoltre 8 mesi per il vicepresidente del CDA Leonardo Agostini, 6 consiglieri Sonia Caccitti, Claudio Lomuscio e Francesco Zilli, 6 mesi per il consigliere Silvano Giorgis e 4 mesi per i consiglieri Silvio Moro e Vanessa Gressani. Tutti gli imputati sono accusati di bancarotta, mentre la truffa, per le ipotesi non andate in prescrizione, è contestata solo a Curtiula e Collinassi. Infine il PM ha chiesto la soluzione, perché il fatto non sussiste, per i consiglieri Carlo Alberto Mainardis e Gelindo Del Campo in ordine all'operazione CEDI, all'acquisizione dei rami d'azienda di Cassola e Torri di Quartesolo. Per le accuse legate a queste operazioni, all'acquisto del punto di vendita di Precenicco e per l'accusa di raccolta abusiva del risparmio, reato prescritto, è stata chiesta la soluzione per tutti gli imputati. È attesa a breve, forse già in serata, la decisione del Comitato Tecnico Scientifico sull'utilizzo della mascherina all'aperto. Simbolo della pandemia, questo dispositivo di protezione potrebbe non essere più obbligatorio già a fine mese, ma mantenendo comunque alcune precauzioni. L'eliminazione dell'obbligo dovrebbe scattare dal 28 giugno, quindi niente mascherina all'aperto a patto che non ci siano assembramenti. A preoccupare la circolazione della variante Delta, che ha riportato alla memoria l'incubo della scorsa estate quando ci fu un picco di contagi. Oggi arrivano anche in Italia nuovi test per identificare la variante Delta ed entra in vigore la quarantena di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito. Sempre oggi, ad eccezione della Valle d'Aosta, tutta Italia in zona bianca. C'è ancora un settore che attende la data della ripartenza, quello delle discoteche, delle sale da ballo. Ci sono posizioni diverse all'interno del governo tra chi vorrebbe far ripartire il comparto il 1° luglio e chi invece invita la prudenza in considerazione della variante Delta. Una decisione dovrebbe essere presa in settimana. Aspettiamo fiduciosi, così il presidente della regione Federica sull'imminente addio alla mascherina all'aperto. Al nostro microfono parla anche della vicenda AstraZeneca, danni enormi dalla comunicazione. Ascoltiamolo. Presidente, sembra davvero che la mascherina abbia le ore contate. Aspettiamo fiduciosi, perché io spero più punti di ritorno alla normalità si ottengono, meglio è. Ovviamente bisogna utilizzare la cautela, sicuramente abbiamo una diffusione in Italia, in regione, incomincia ad avanzare la variante e quindi la cautela serve, però devo dire che la campagna vaccinale
e i numeri di contagi in questo momento ci permettono di essere relativamente ottimisti. Sulla seconda dose AstraZeneca gli errori di comunicazione aumentano anziché risolversi. Sì, sono stati, devo dire, è stata fatta dei danni enormi dal punto di vista della comunicazione di AstraZeneca, su chi deve fare il vaccino, a che età e la seconda dose. Io capisco che nel mondo scientifico sono normali le review, ma nel mondo della comunicazione ai cittadini bisogna essere chiari, trasparenti e dare un minimo di certezza, altrimenti si rischia di minare la campagna vaccinale che le regioni stanno facendo con un enorme sforzo. Questo ha aumentato le perplessità in Friuli Venezia Giulia, dove sappiamo esserci delle resistenze già di base. Sì, non c'è dubbio che un po' di perplessità li abbiamo alimentati. Devo dire c'è una buona quota di cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale, dobbiamo raggiungere ancora quella fetta che non ha aderito per riuscire a raggiungere la protezione il più ampia possibile, proprio anche in relazione a queste varianti che stanno arrivando. Vediamo i dati dei contagi di oggi, solo 2 in Friuli Venezia Giulia su 1142 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici realizzati, non si registrano decessi, una sola persona ricoverata in terapia intensiva, mentre negli altri reparti ricoveri sono 9, le persone in isolamento sono 4471. 2 militari dell'11° Reggimento Bersaglieri Oceanico di Zoppola questa mattina sono stati colpiti da un estintore che si è attivato forse per caldo mentre lavoravano in officina. Uno di loro, ferito a una gamba, è stato portato con il soccorso a Udine, indagini in corso da parte dei carabinieri. Stavano lavorando nell'officina della caserma Leccis di Orcenico Inferiore a Zoppola, intenti nella manutenzione di un blindato, quando 2 militari in tarda mattinata sono stati colpiti da un estintore che, probabilmente a causa del gran caldo, si è surriscaldato attivandosi. L'inerzia del getto lo ha spinto addosso ai 2 soldati dell'11° Reggimento Bersaglieri. Uno di loro è stato colpito in modo importante, a una gamba. Subito è stato attivato il 112 che ha inviato i sanitari. Sul posto anche l'elisoccorso che ha trasportato all'ospedale di Udine il militare, il quale dovrebbe cavarsela con una frattura all'arto e qualche scoriazione. Il suo collega, ferito in modo lieve, è stato invece accompagnato dai sanitari nel vicino ospedale di San Vito al Tagliamento per accertamenti, ma le sue condizioni di salute non destano alcuna preoccupazione. Alla Leccis sono arrivati anche i vigili del fuoco di Pordenone. A indagare assieme a loro sulle cause che hanno portato all'attivazione, non una vera esplosione, dell'estintore, sono i tecnici Spisal dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, visto che si tratta di un infortunio sul lavoro, e i carabinieri della stazione di Fiume Veneto della compagnia di Pordenone. A loro spetterà trarre le conclusioni sui motivi e le eventuali responsabilità di quanto accaduto. Incidente stradale questa mattina intorno alle 9:45 a San Giorgio di Nogaro, in un incrocio della zona industriale a Ussacorno. A rimanere coinvolto in uno scontro avvenuto vicino allo stabilimento della Birra Castello un camion e una vettura finita incastrata sotto il rimorchio del mezzo pesante. Dopo l'allarme, la centrale Stories di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario in ambulanza. L'uomo alla guida della vettura, liberato dai pompieri, è rimasto ferito ed è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Incidente stradale intorno alle 13 di oggi sulla statale 202 all'altezza della Grandi Motori tra Rabuiese e Confine di Stato in direzione Muggia. Un mezzo pesante ha perso il cassone del rimorchio che trasportava carta e che è andato a finire sulla carreggiata dopo aver danneggiato alcuni pannelli fonoassorbenti. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la strada è rimasta comunque chiusa al traffico per permettere le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti nell'incidente. Sul posto i vigili del fuoco di Muggia insieme a un autogru e a un secondo mezzo del comando centrale di vigili del fuoco di Trieste. È finita con 2 persone medicate in pronto soccorso una lite scoppiata nella tarda serata di ieri a Udine, in via Chisimaio, di fronte a un bar. Un uomo di 68 anni e uno di 50, entrambi residenti in provincia di Udine, sono passati dalle parole ai fatti. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Udine. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari, trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove sono stati medicati per lesioni fortunatamente giudicate lievi. Saranno 16 a fine 2021 i laboratori Università Impresa insediati in Uniub Lab Village, il polo di ricerca avanzata che vede fianco a fianco mondo accademico e imprese.
A un anno dalla firma della convenzione tra Confindustria Udine e Ateneo Friulano, il polo della ricerca avanzata di Via Sondrio, che vede riuniti nello stesso luogo i laboratori universitari e delle imprese che operano in sinergia per realizzare progetti congiunti nel campo della ricerca, della formazione e del trasferimento tecnologico, si arricchisce di nuovi protagonisti. Saranno 16 entro l'anno i laboratori università-impresa insediati all'Unilud Lab Village. Per noi questo non è una nuova versione di un parco scientifico-tecnologico, ma vuole essere veramente un luogo di incontro fisico fra i ricercatori, i nostri ricercatori. Ricordiamo che questa sede è prossima, vicinissima, e fa parte del polo nostro tecnologico, e i ricercatori dell'azienda, e poi naturalmente anche la possibilità di avere studenti, dottorandi, giovani che si apprestano a creare il trade union fra l'università e le imprese. Questo può diventare davvero un importante banco di prova per i giovani talenti del territorio e dell'Università di Udine. Beh, questo noi ce lo auguriamo, ma dico non solo noi, l'università, ma anche i nostri partner. Non possiamo più prescindere da questo legame che deve diventare indissolubile. O il mondo della formazione si rende conto di ciò che serve e su quello si basa, e dall'altra parte le imprese si devono abituare a spiegare di cosa hanno bisogno e a motivare i giovani talenti a restare e i giovani talenti a rientrare. C'è bisogno di trovare dei modi per far vedere il Friuli Venezia Giulia come un centro nevralgico di innovazione e di ricerca, di qualità delle competenze che si viene ad acquisire. Alla presentazione dell'implementazione del polo di ricerca è intervenuto anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Dobbiamo mettere insieme le competenze, presentarci al mercato internazionale come sistema Friuli Venezia Giulia, ha detto, ricordando poi la grande sfida per il personale di alta formazione, rispetto al quale è stata elaborata una norma regionale ad hoc. Tanto è importante proprio questo, cioè trovare quel punto di contatto e di unione tra ricerca e imprese. Questo è fondamentale per fare quel passo avanti di cui abbiamo necessità, cioè favorire la ricerca applicata. Noi siamo molto forti in ricerca di base come sistema regionale, dobbiamo favorire la ricerca applicata perché questa ricerca di base, che è in grado di guardare in prospettiva, però si traduca anche nell'immediato nella possibilità di creare occupazione e nuove imprese. Abbiamo l'industria manifatturiera più importante della regione, quindi l'università per logica deve essere pronta a questa sfida, fornire in pratica con laboratori, ma io penso anche e soprattutto con nuovi laureati, la possibilità di dare un'ulteriore mano alle nostre industrie che sono di altissimo livello, però in una competizione globale devono sempre essere al passo, come si dice, con i tempi. Ritengo necessario procedere prima con l'unione regionale e poi con unioni extraregionali per non creare confusione e problematiche di governance non condivise sufficientemente con la base associativa. Lo ha detto oggi la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, commentando il cantiere avviato da Confindustria Friuli Venezia Giulia e Confindustria Veneto per sperimentare forme sovraregionali di rappresentanza. Tali forme, ha aggiunto Mareschi Danieli, a oggi non sono previste dalla legge Pesenti che governa i nostri statuti, anche se sono convinta che tutto ciò che unisce vada valutato positivamente, se rafforza il sistema associativo e connesso alle nostre imprese, però è necessario che il percorso sia coerente e lineare. Secondo la Presidente di Confindustria Udine, Friuli Venezia Giulia e Veneto insieme con il Trentino e l'Alto Adige costituiscono un player economico e industriale di assoluto rilievo in Italia, che in più efficace coordinamento delle proprie rappresentanze di impresa può sicuramente trovare maggior ascolto in sede nazionale, senza per questo dimenticarsi delle peculiarità e delle differenze espresse dai singoli territori. Mareschi Danieli ha concluso ribadendo che sempre nell'ottica del potenziamento della rappresentanza d'impresa si auspica un percorso interno regionale che ci porti in tempi rapidi e precedenti all'unione extraregionale a una Confindustria unica in Friuli Venezia Giulia. E sulla vicenda interviene anche il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Credo che l'interlocuzione all'interno della Regione sia fondamentale prima di rivolgersi ad altri territori. Presidente, progetti condivisi tra Confindustria Veneto e Confindustria Venezia Giulia, che ricadute può avere sul territorio? Io penso che dobbiamo muoverci come sistema regionale, quindi ben venga ovviamente la collaborazione di tutto il nord-est,
Penso che per collaborare in tutto il nord-est dobbiamo partire anche ovviamente dalla parte regionale e muoverci come sistema, dopodiché ovviamente noi siamo l'istituzione e istituzioni che vogliono collaborare col sistema delle realtà produttive regionali, che è fondamentale per lo sviluppo della regione. Quindi prioritario dovrebbe essere creare un sistema unico regionale? Io non mi permetto ovviamente di entrare nel sistema di Confindustria, però penso che l'interlocuzione regionale sia fondamentale prima di rivolgersi ad altre parti del territorio, sicuramente importante, ma partiamo dalla regione. Sacile farà di nuovo parte di un progetto internazionale contro la dispersione scolastica già sperimentato nel triennio 2015-2018 e ora ulteriormente allargato grazie a fondi europei, coinvolti anche studenti e insegnanti spagnoli, francesi e croati con incontri e scambi culturali. L'obiettivo è quello di ridurre il più possibile l'abbandono scolastico attraverso una metodologia innovativa di mediazione per la risoluzione dei conflitti relazionali, come il bullismo, ma non solo. Il tutto grazie a un progetto internazionale, Ad Transmedes, che replica e va oltre il precedente progetto, nato nel triennio 2015-2018 tra Sacile e Villareal in Spagna. Gli iniziali 6 partner sono ora diventati 12, con il coinvolgimento di Sabaudia, l'Areoli in Francia e Novigrad Cittadova in Croazia. Per Sacile è coinvolta la scuola media Balliana Nievo. Una progettualità che ha visto a suo tempo dei risultati molto importanti che hanno consentito attraverso degli strumenti innovativi di dare in mano ai ragazzi l'istrumentazione, la possibilità di superare le difficoltà che normalmente si creano all'interno delle relazioni nel gruppo classe. Con questa nuova progettualità finanziata nuovamente dalla Comunità Europea si allarga ancora di più la proiezione e la prospettiva. Il nuovo progetto prevede una disseminazione di contenuti didattici sulla mediazione che saranno resi adatti ad una più ampia tipologia di scuole, dalle primarie alle superiori. Durante i prossimi mesi del progetto non mancheranno anche occasioni di formazione per docenti, operatori educativi e di comunità e 2 momenti di scambio scolastico nei quali saranno coinvolti 40 studenti di tutte le scuole partner con i loro insegnanti per 2 settimane di studio a Sacile e Villareal. La Regione ha presentato un innovativo software che consente di calcolare le ricadute sul tessuto economico locale di manifestazioni e eventi culturali, un passaggio importante e prezioso, secondo l'assessore Tiziana Gibelli, per valorizzare un settore fondamentale. Uno strumento per capire quanto un investimento pubblico in un evento possa rendere al territorio. La Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Promoturismo e il professor Guido Guerzoni, docente di analisi istituzionale e management pubblico alla Bocconi di Milano, hanno presentato un software che consente con estrema precisione di calcolare gli introiti fiscali e l'impatto economico a fronte della spesa pubblica per finanziare manifestazioni culturali. Bruno Bertero, direttore marketing di Promoturismo, ha sottolineato come lo strumento sia fondamentale per la programmazione del turismo. Grazie ai dati raccolti, ha precisato, possiamo oggi dare risposta alla domanda creando anche un marketing mirato pur nel rispetto dell'anonimato dei questionari. Il software, a disposizione di organizzatori e amministratori pubblici, è stato utilizzato con 16 festival e sarà implementato ed esteso anche ad altre manifestazioni pure sportive. La media più bassa è di 3 euro a fronte di 1 euro elargito dal pubblico. La più alta è quella di Pordenone Legge, che arriva a una media di 11 euro scesa a 6 nel periodo Covid. Un segnale, ha detto Gibelli, di quanto sia importante la cultura sotto il profilo economico. Una volta che viene dimostrato qual è l'impatto, e in molti casi per i nostri grandi eventi c'è un fortissimo impatto mediatico che implica anche, ad esempio, pagine intere di quotidiani nazionali non a pagamento, che è un dato che va sottolineato, e per dimostrarlo anche agli altri soggetti pubblici che sostengono questi eventi. Purtroppo succede troppo spesso che, come è capitato nella prima ondata pandemica, che vengano azzerati per paura tutti i budget destinati alle associazioni culturali e sportive. Questo non si deve fare. Tavolo della ripartenza, oggi a Udine, audizione dei parlamentari ed europarlamentari del Friuli Venezia Giulia. Dall'emergenza migranti all'extra doganalità del porto di Trieste, dall'ambiente fino alla biodiversità, sono stati diversi gli spunti emersi nel corso dell'audizione di deputati ed eurodeputati del Friuli Venezia Giulia, intervenuti all'Auditorium Comelli di Udine alla seduta congiunta del tavolo per la terza ripartenza e della quinta commissione consiliare.
Ci attendono sfide stringenti, ha detto in apertura l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, e abbiamo la necessità di garantire professionalità e competenza al nostro tessuto produttivo. Per questo le imprese hanno bisogno che le istituzioni europee garantiscano defiscalizzazione e sburocratizzazione, mantenendo le diversità che sono un valore per i territori. Serve evidentemente amalgamare le politiche nazionali con quelle che sono le politiche europee. Molto spesso non è così, molto spesso effettivamente anche la globalizzazione, guardasi ad esempio quello che si è detto rispetto all'ambiente, non è esattamente così legabile, quindi dobbiamo lavorare evidentemente tutti assieme. È giusto che la Regione coinvolga le istituzioni, anche noi parlamentari, gli europarlamentari, perché possiamo dare un aiuto fattivo e concreto alla Regione per portare avanti temi importanti che riguardano anche il PNRR, che è il grande obiettivo che il nostro Paese si è messo davanti per poter raggiungere, per migliorare la qualità della vita anche dei cittadini dopo questa pandemia, e la Regione deve fare assolutamente la sua parte. La nuova strategia sulla biodiversità dell'Unione Europea, di cui oggi abbiamo parlato, avrà incidenze molto importanti. La nostra attenzione deve essere posta soprattutto nei portatori di interesse, quindi negli stakeholders, ma anche negli agricoltori, che non devono essere penalizzati da un'iniziativa legislativa che potrebbe avere ripercussioni molto pesanti. Ricordiamo in particolare che nella strategia sulla biodiversità è prevista la riconversione in terreni a coltivazione biologica del 25% delle superfici. Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, Emilia-Romagna e la Lombardia, ha attivato in collaborazione con Federdistribuzione, Unisalute il piano aziendale per la vaccinazione anti-Covid-19 dei propri collaboratori in ciascuna delle 4 regioni in cui l'azienda è presente, compreso il Friuli Venezia Giulia. La vaccinazione su base volontaria sarà gratuita per ogni collaboratore e comprenderà anche una polizza assicurativa per eventuali reazioni al vaccino. Le somministrazioni si svolgeranno in strutture sanitarie convenzionate. Il Comune di Prata di Pordenone sta impiegando in lavori di pubblica utilità alcuni residenti che percepiscono il reddito di cittadinanza. A parlare il sindaco Favot, così restituiscono qualcosa al paese e riprendono confidenza con il mondo del lavoro. Chi percepisce il reddito di cittadinanza deve mettersi al servizio della comunità. L'iniziativa, prevista dalla legge, è stata avviata a Prata di Pordenone, dove il Comune, guidato dalla Lega, per volontà del sindaco Dorino Favot e dell'assessore Maurizio Rossetto, ha cominciato a impiegare persone residenti sul suo territorio che fruiscono del sussidio in progetti utili alla comunità. Per il momento le persone già impiegate sono 5, con diversi compiti, dalla manutenzione del territorio al supporto delle attività degli uffici. I percettori, se idonei, sono tenuti a prestare la loro opera gratuitamente per un minimo di 8 e un massimo di 16 ore settimanali per tutto il periodo in cui fruiscono del reddito. A Prata ci sono 38 persone che lo percepiscono e pian piano saranno coinvolte dall'amministrazione. Riteniamo che questa attività di integrazione sia assolutamente importante, perché da un lato chi riceve aiuti sia dal Comune che dallo Stato può, diciamo così, rendere utile quello che è l'importo che ha ricevuto, e dall'altro costituisce anche una formula, un'occasione importante proprio per queste persone che così reintegrandosi nel mondo del lavoro possono così far emergere quelle che sono le loro potenzialità e quindi trovare una via d'uscita rispetto alle difficoltà lavorative che hanno trovato fino ad ora. Un'iniziativa questa che ora potrebbe essere replicata anche in altri comuni della regione. Domani il Consiglio del Friuli Venezia Giulia presenterà a Roma la legge per riabilitare i fucilati di Cercivento, ovvero i 4 alpini condannati alla morte per aver disobbedito a un ordine insensato e suicida. La nuova legge regionale volta alla riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale regione Friuli Venezia Giulia, appartenenti alle forze armate italiane condannati alla fucilazione dei tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra Mondiale, verrà presentata dal Presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, alla presenza di senatori e deputati del Friuli Venezia Giulia, dall'ex sindaco di Cercivento, attuale consigliere regionale Luca Boschetti, e dall'ex sottosegretario della Giustizia Franco Corleone nel corso di una conferenza stampa in programma. Attraverso questa legge si tenterà di ridare dignità a Silvio Gaetano Ortis, Giovanni Battista Coradazzi, Basilio Matiz e Angelo I Massaro, caduti 105 anni fa in Carnia, nei pressi del passo di Monte Croce Carnico, e altri 750 soldati uccisi dai plotoni di esecuzione.
C'erano circa 900 persone questa mattina all'alba ad assistere al concerto del solstizio d'estate, il tradizionale appuntamento al Faro Rosso di Rignano Sabbiadoro, che quest'anno è tornato in presenza. L'estate di Vivaldi ha dato il via alla performance dell'Accademia Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento. Il concerto al Faro Rosso di Rignano Sabbiadoro celebra l'esplosione dell'estate come da tradizione in occasione del solstizio il 21 giugno all'alba. Quest'anno ancora più suggestivo perché porta con sé tutta la bellezza del ritorno della musica eseguita dal vivo per il piacere del pubblico presente, 900 persone. Organizzato dall'Associazione Culturale Insieme per la Musica in collaborazione con il Comune di Rignano Sabbiadoro, dalla bacchetta del maestro Domenico Mason l'emozione è stata fortissima. In omaggio alla particolarità della giornata, il primo brano eseguito è stato l'estate di Vivaldi. Acceso dai colori dell'alba, a questo punto che segna l'incontro tra l'acqua della laguna e quella del mare, è ormai da 6 anni la location delle performance dell'Accademia Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento, per una manifestazione voluta e ideata dall'assessore alla cultura Ada Iuri, che ha ottenuto sempre più successo. In occasione della giornata internazionale dello yoga che si celebra il 21 giugno dal 2014 in 193 nazioni del mondo, anche Udine si è attrezzata e da questa mattina presto fino a stasera c'è la possibilità di provare diverse forme di yoga per altrettanti eventi, tutti a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria. Mai come nel 2001 hanno precisato gli organizzatori, riteniamo necessario lo svolgimento in presenza dello Yoga Day a Udine, un momento che ciascuno dei partecipanti potrà dedicare a se stesso, praticando, respirando, ritagliandosi del tempo al di fuori del lavoro della propria abitazione. Lo Yoga Day a Udine è proposto dal 2018 dall'associazione Flor de Vida, che quest'anno ha voluto coinvolgere anche il centro Satyananda Yoga Udine ed alcune operatrici. Nel corso dell'intera giornata è stato possibile praticare yoga nel capoluogo friulano nel rispetto della normativa anti-Covid. Il 21 giugno ricorre il solstizio d'estate, nella mitologia indiana può essere considerato il giorno della nascita dello yoga. Il parco archeologico di Villa di Topo Florio a Butrio si trasforma. Accanto alle scolari essenze arboree e reperti provenienti da Aquileia, adesso ci sarà spazio anche per opere d'arte contemporanea realizzate da creatori di fama internazionale. Nuova vita, un nuovo progetto per il parco archeologico di Villa Florio anche con arte contemporanea. Sì, questo è uno degli obiettivi che ci stiamo prefissando come amministrazione, cioè quello di rendere ancora di più fruibile il parco, arricchendolo con arte contemporanea, che si arricchisca anno per anno con degli eventi a supporto e che consentano di far coesistere la visibilità di un patrimonio arboreo che è del parco, che è notevolissimo, anche con l'arte. Quindi con opere che abbiano ovviamente un profilo di riconoscibilità anche internazionale a beneficio di tutti, ovviamente, tutti coloro che fruiranno di Villa di Topo Florio, perché per noi è uno dei patrimoni importanti questo compendio, la villa in quanto tale, in quanto luogo in cui realizzare manifestazioni di ogni tipo, ma anche il parco, la sua storia, la sua potenza anche di patrimonio appunto arboreo e ambientale. Noi puntiamo moltissimo su questo format. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con Sport FVG per tutte le notizie sportive della giornata. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.